11/10/1928. In fabbrica non sono voluto mai andare perché non mi piaceva stare in chiuso, lo facevo altri lavoretti per conto mio. Salvatore Murtas rivendica con orgoglio i suoi 85 anni e la sua scelta, dopo una vita passata nel settore del sughero, di dedicarsi alla campagna. Siamo a Scano di Montiferro, nella provincia di Oristano. Questa la verdura la produco io stesso. Tutta questa roba, questi sono i fagioli che produco io, no? Per uso familiare. Da un po' di anni per questo vulcanico signore sardo il sughero, che una volta era il suo lavoro, si è trasformato in un hobby. Tutto questo che qua l'ho lavorato io pensando e fare e ci sono riuscito. Piano piano mi viene in mente e lo faccio. Ma il signor Murtas è anche un esempio concreto di come i prodotti locali, i prodotti di nicchia, quelli non ancora contaminati dalla globalizzazione, possano ancora sopravvivere. Da mio padre, io lo lascio ai miei figli, io so come li coltivo la roba sana. Per quello ho 85 anni, che ho mangiato sempre roba sana. Semi che passano di padre in figlio, tramandando il tesoro della biodiversità. Subisu coccoide, Subisu moro, Subisu bellu, Subisu bianco, che sono tutte delle biodiversità che si stavano perdendo e fortunatamente si sono conservate negli armadi dei nostri coltivatori custodi. Tesoro che qui cercano di custodire con l'aiuto di un comitato. Il comitato è nato dall'esigenza di valorizzare delle cultivar che stavano scomparendo, prevalentemente la batata moro, tipica del nostro territorio, che è un tubero tuttora viene coltivato perché ha una parte fogliare diversa da quella della comune patata. Non aveva intervento alimentare, veniva coltivata quasi esclusivamente per delimitare i confini nelle coltivazioni. Veniva consumata, cucinata sotto le braccia del focolare, così insieme ad un bicchiere di vino.